Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme ad Inicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com. Buongiorno e ben trovati, nuova settimana con Buongiorno 131, lunedì 15 settembre, settimana importante che porterà il Cagliari alla sfida di domenica al lancio match contro il Pisa, ma do ovviamente il buongiorno a Francesco, ben trovato Fra. Buongiorno a tutti. E salutiamo i tanti commenti, vi ringraziamo, nel frattempo Stefano, buongiorno ragazzi e buon lunedì, ma Luca perché non è ancora a Bergamo? Comunque peccato per sabato, ottima prestazione, forse abbiamo finalmente imboccato la strada giusta. Salutiamo Daniele, buongiorno, lunedì con un po' di rimpianto e i risultati di ieri ci tengono sulle spine. Buongiorno Faccio, mentre vi seguiva mia moglie, io sono 131, il più grande ha 48 anni, ma no. Buongiorno Traccada, ben trovato, buongiorno solo È un Cagliari. finto vecchio Luca. Esatto. Buon inizio un settimana. Finto giovane, dipende dai punti di vista. Un +2 che sta stretto, domenica bisogna assolutamente vincere. E Traccada, il vero passo avanti, la vera crescita passa dalla gara con il Pisa. Insomma, Fra, una partita, quella di Bergamo, dove posso dire, io ho fatto 2 trasferte quest'anno, Verona e Bergamo. Sì. Verona 2-2, da 2-0, e Bergamo sconfitta. E ti posso dire, parlando un po' anche con i tifosi incontrati magari in aereo, è sicuramente un altro aspetto. È vista anche, paradossalmente è stato visto meglio la sconfitta di Bergamo che il pareggio di Verona, e possiamo dire che dopo queste 3 giornate, Juventus, Napoli, Coppa Italia, Roma e Atalanta, il Cagliari probabilmente è rinforzato rispetto alle prima di sfidare queste 3-4 partite. Sì, senza dubbio. È una squadra che si è sbloccata contro la Roma e anche contro l'Atalanta si è vista una partita di livello. Peccato non siano arrivati i punti, però sicuramente era un enorme passo avanti rispetto alle ultime trasferte. E credo che davvero quello che dicevamo anche nel post partita, poi da Torino in avanti il Cagliari ha preso la stagione del Cagliari ha preso una piega diversa e aggiungo anche una piega positiva, perché comunque insomma, parliamo di una situazione in cui il Cagliari è partito in un certo modo, poi sappiamo gli infortuni, problemi anche a livello di gestione di alcuni giocatori, penso a Luperto su tutti, ma non soltanto. La partita di Verona è stata forse il picco dei problemi in qualche modo, perché si è andato sotto contro una squadra che fino a quel momento aveva fatto abbastanza pietà e comunque si è riuscito a uscire con una rimonta e si è portato via un punto, però è chiaro che insomma, c'è un abisso tra Verona e Bergamo, a livello di prestazione, a livello anche di convinzione, di consapevolezza nei tuoi mezzi, insomma è chiaro che aver vinto contro la Roma ti ha dato nuova consapevolezza e ora si deve continuare così.
torni da Bergamo senza punti, ma è una sconfitta chiaramente molto diversa rispetto ad altre, però è chiaro che la vera partita sarà domenica. Sì, tra l'altro Pisa domenica, Torino, Milan, Cremonese e Genoa. Nelle prossime 5 partite che chiuderanno il girone di andata e col Genoa sarà la prima di ritorno, il Cagliari avrà 4 scontri diretti, quindi quello che ha dato consapevolezza, ovvero riuscire comunque a giocartela con squadre più forti, perché anche l'Atalanta comunque è sicuramente più forte del Cagliari, ti dà la forza, probabilmente non ti dà, deve dar la forza, perché ok le pacche sulle spalle, però il Cagliari ha necessità di fare i punti, visto anche ciò che è successo questo fine settimana. È ovvio che il Pisa non è più terzultimo, ma è penultimo, è un Verona che nelle ultime 2 settimane ha battuto Atalanta e è andato a vincere a Firenze, e quindi è la nuova terzultima, 12 punti, il Cagliari più 2, quindi ok le pacche sulle spalle, ok la prestazione, però è sicuramente fondamentale incominciare a fare punti, meglio con le vittorie. La partita di domenica col Pisa è fondamentale, non ci deve essere nessun altro risultato per poter continuare il percorso che è iniziato con le big a livello di prestazione e la vittoria della Roma, sulla Roma, scusate. Sì, assolutamente, soprattutto perché dopo aver battuto la Roma, tutti si aspettano di vincere contro il Pisa, anche se sappiamo che saranno due partite diametralmente opposte, perché la Roma sfidare una squadra in salute, una squadra di alta classifica, una squadra comunque ma in assenza. Aspetta che ti sento male, Fra. Mi Prova. senti adesso? Ora sì, ora sì, ora sì. Dicevo, nel momento in cui tu affronti una squadra di alta classifica e vinci in quel modo, ti viene quasi automatico pensare, no, che contro il Pisa devi vincere 5-0. Cioè, non penso che sia automatico, io spero ovviamente che sia così, ma temo molto di più la partita contro il Pisa, banalmente, che quella contro la Roma, perché il Pisa è una squadra fastidiosa, una squadra molto, molto fisica, che gioca male, che insomma, vedremo. Secondo me il Cagliari dovrà fare tesoro di quanto fatto contro Roma e Atalanta, soprattutto dal punto di vista proprio della convinzione, ok? Cioè di quella che è l'aspetto psicologico, perché tu sei tornato da Bergamo, è vero, con una sconfitta, però come hai perso? Cioè sei andato sotto, hai pareggiato e poi alla fine hai perso per un gol più o meno casuale, nel senso una lettura un po' così, uno stop fortunoso da parte di Scamacca e poi ha freddato Caprile, però insomma è anche vero che vi trovato poi il gol del 2-2 annullato per fuorigioco, ci mancherebbe, però comunque l'azione l'hai costruita, Sì, sì, quindi sì, sì, vuol dire che, assolutamente. no? Vuol dire che Che eri sei vivo stato sino alla fine. vivo, esatto, fino all'ultimo, ed è una conferma, cioè che questa squadra continua a tenere in piedi le partite fino all'ultimo, anche quelle in cui va sotto. Quindi, insomma, io ripeto, è un bicchiere assolutamente mezzo pieno quello che è quello del Cagliari post Bergamo, però è evidente che, insomma, con i complimenti non Non si va da ci si nessuna parte. salva, Esatto. e non a caso Pisacane continua a essere, passami il termine, incazzato nel post partita, perché è giusto che sia così. Certo. Cioè, Anche lì c'è io stata ripeto, un'evoluzione. sì, ma poi rispetto anche ad altri predecessori, da quel punto di vista mi convince, no, il fatto che sia sempre, che voglia sempre di più. Poi continua a sbagliare, ha ammesso anche di aver sbagliato probabilmente nel primo tempo la marcatura su Lookman proprio a livello di catena di destra, quindi non gli errori del singolo, ma errori globali. Però, insomma, questa voglia di fare sempre meglio e cercare di fare sempre più punti a me piace sinceramente. Poi
nelle ultime partite si è visto anche qualcosa di interessante a livello di gioco. Però, ecco, come dice l'ultimo commento, quella contro il Pisa sarà una partitaccia, sono d'accordo, perché il Pisa è una squadra scomoda, ecco, da questo punto di vista. E lo sappiamo, Assolutamente, lo sappiamo. Tra l'altro, Lecce-Pisa, noi abbiamo visto le ultime due partite del Pisa, anche una squadra che con il Lecce fondamentalmente non ha fatto niente, era andata meglio nella sfida contro l'Inter. E faccio, giustamente dice, un problema sarà riuscire a impostare le azioni bene e fare la partita. È facile, facile tra virgolette, giocare con le grandi quando non sei tu a dettare il ritmo, e questo è sicuramente un buon punto, perché nella sfida contro il Pisa è ovvio che il Cagliari deve comunque fare la partita, non può sicuramente aspettare che il Pisa faccia la partita, però è anche vero che questa è la prova di maturità, cioè tu hai fatto, tra virgolette, allenamento con le big e poi hai comunque un trittico di partite, anzi 4 su 5 scontri diretti, dove comunque qui si decide quale sarà probabilmente il percorso del Cagliari, perché è normale che su 4 partite devi comunque andartela a giocare con tutte, anche col Milan in casa, assolutamente, quindi io direi 5 su 5, senza alcun dubbio. Sì, ma io credo che le ultime due partite abbiano dimostrato come anche il Cagliari sia entrato nell'ottica appunto di giocarsela con tutte, come è successo con gli avversari, con altre squadre che stanno lottando appunto per la salvezza. Penso al Sassuolo ieri che fa Contro il 2-0 a Milano contro il Milan, ma giusto l'ultimo, insomma, che mi viene in mente così. Per cui bene che si sia svegliato nel momento giusto, secondo me, il Cagliari, e vedremo poi come finirà questo 2025. Però vedo che ci ha raggiunto il primo ospite di oggi, e devo dire, non è da tutti poter ospitare un tedoforo, esatto, cioè, ovvero uno di coloro che hanno portato la fiaccola olimpica. Benvenuto Andrea Sini. benvenuto. Bentornato. Ciao ragazzi, Esatto. ciao, datemi conferma che mi sentite perché ho fatto questi accrocchi adesso. Mi sentite? Ti sentiamo. Sì, sì, Ciao, ciao, perfetto. buongiorno. Sentiamo. Allora, Sì, io ovviamente... sono stato azzurro di sci, sono stato azzurro di sci. Esatto. Dici un po', raccontaci questa meravigliosa esperienza. Devo essere sincero, ti ho invidiato tanto, perché insomma, l'idea di portare la fiaccola olimpica, poi farlo alla Pelosa di Stintino non è banale, ecco. Sì, sarebbe andato bene anche in campagna da solo in mezzo alla strada, però mi è capitata Penso anch'io. Oltre a questa grande fortuna di essere inserito tra i tedofori, ho avuto anche la fortuna che ho scoperto soltanto la mattina di fare la frazione col passaggio di fuoco, col passaggio di torcia proprio sulla Pelosa, che per me Sassarese, che insomma, ha sempre fatto le vacanze lì, è anche un posto particolarmente caro, non solo un posto bello e scenografico, quindi è stato un gran colpo di fortuna nel contesto di una giornata chiaramente incredibile, indimenticabile, eccetera, eccetera, eccetera. Insomma, difficile anche raccontare le emozioni per uno sportivo, sì, ma non agonista, ecco, non sono mai salito su un podio in vita mia, non ho mai fatto una gara importante. Per adesso, perché stiamo questo, lavorando, esatto. Tutto se ce l'ho fatta io ce la possono fare tutti, no, ecco, quindi è stato davvero bello, emozionante. Sì, tra l'altro poi è curioso, no? Perché parliamo delle Olimpiadi di Milano Cortina, quindi le Olimpiadi invernali, sport invernali con la Sardegna di solito poco hanno a che vedere, però è bello, ripeto, anche stiamo vedendo il reel delle Olimpiadi, insomma. Che dove ci sei anche tu ovviamente sì, io arrivo adesso, sì. Esatto, eccoti qua in queste immagini. Raccontaci un po' anche da giornalista, perché abbiamo sentito, adesso ci hai raccontato le emozioni da tedoforo, però anche siccome appunto abbiamo visto anche il tuo articolo, il tuo racconto di ieri sulla Nuova Sardegna, raccontaci un po' anche, no, quello che è tutto il contorno. Beh, intanto è una macchina organizzativa incredibile, sono tantissime persone che seguono, è un po' come la carovana nel Giro d'Italia, ecco, a me ha fatto venire in mente quello. Ci sono tantissime persone che sui vari percorsi lavorano per assistere i tedofori, per
aprire il traffico, c'è chiaramente la collaborazione di tutte le amministrazioni comunali nelle quali la carovana passa, quindi insomma in questi giorni in Sardegna abbiamo visto da Sassari a Cagliari, da Olbia a Nuoro, nelle tappe speciali a Costantino era considerata una tappa speciale, così come ieri Barumi e Iglesias, perché sono sostanzialmente quelle più scenografiche, ma in tutto questo c'è organizzazione di palchi, musica, intrattenimento, sponsor, eccetera, eccetera. E quindi da quel punto di vista hai già la sensazione di essere vicino a un evento grosso, come poi solo un'Olimpiade può essere. Il fatto che si tratti di un'Olimpiade invernale e che sia stata portata in Sardegna, tra l'altro in giornate di sole meravigliose, ecco, ha creato secondo me invece un cortocircuito, una dicotomia che rende ancora più bello il messaggio che passa attraverso le immagini. Ovviamente stare in cuffietta sulla Pelosa, vi assicuro che c'erano più di 20 gradi, però con la fiaccola olimpica coi piedi sul bagnasciuga è stata una cosa particolare, pensando appunto al fatto che stiamo portando il fuoco delle Olimpiadi verso Milano e Cortina. Ecco, stiamo vedendo le immagini dell'arrivo a Cagliari fatte proprio da Luca, perché ieri pomeriggio è andato lui a testimoniare l'accensione del braciere in via Roma. Andre, un'altra curiosità che ti voglio, cioè che mi devi togliere, com'è diventare la notizia? Nel senso che tu di solito la racconti, siamo abituati a raccontare, non a metterci in prima persona. Sì, esatto. Io ho fatto un pezzo sul giornale, ieri ho fatto un pezzo da blog, perché il direttore mi ha chiesto di raccontala tu in prima persona. Ho detto, scusa, ma mi faccio l'intervista da solo. Ma ho detto, no, fai trasparire le tue emozioni. Ed è quello che ho cercato di fare. Ed in effetti è un po' strano, e infatti tra l'altro non vi dico neanche le prese per il culo nelle chat dei miei amici. Il giorno dopo è stato, perché bello, ti sei intervistato da solo. No, però sì, diventi la notizia, diventi quello che ha 200 smartphone puntati davanti, però io onestamente ho cercato semplicemente di godermela. I minuti più belli sono stati quelli in cui ero già pronto, avevo la fiaccola in mano ed ero solo sulla spiaggia, perché tutta la gente nel frattempo stava seguendo l'altro frazionista, no? Quello che abbiamo detto, questo ragazzo qua, che è un ragazzo di Milano che abita a Cagliari, che fa insegnante. Ed ero lì tutto solo con questa fiaccola e me la guardavo, me la lustravo, me la abbracciavo ed ero solo io e lei. Poi dal momento in cui è stata accesa, allora lì si sono accesi tutti i flash su di noi ed è stato già lì un po' diverso, però devo dire che me la sono veramente goduta, sono stati minuti bellissimi. E tra l'altro poi eri in buona compagnia, no? Perché per esempio penso a Oristano con Stefano Oppo, Lorenzo Patta, Sergio Massita e tanti altri, insomma tanti. Io alcuni questi giorni li ho sentiti, io questi giorni, nei giorni scorsi ho chiacchierato con Stefano Oppo, ci siamo scambiati un po' di impressioni, ho parlato con Gigi D'Atome, che è stato tra i frazionisti, tra i tedofori di Roma, no? La prima giornata, anche quella una giornata monumentale, ecco, per l'accensione della torcia. E tutti avevano un po' questo brividino, no? Ed è gente che, a differenza mia, è stata sul podio per ricevere medaglie vere, è stata in strutture sportive con magari 20, 30, 100.000 persone, ecco. Quindi il fatto che anche loro, da lì a Cagliari, ha detto, per me è stata la cosa più bella che ho fatto da sportiva nella mia vita, ecco. Voi tutto questo immaginatelo, che bello Bruno Perra con la tutina, non l'avevo ancora visto. Voi tutto questo rapportatelo, esatto, cioè, portatelo nella mente di uno come me, che è semplicemente un appassionato di sport, che ha la fortuna di raccontarlo su un quotidiano, ecco. Tutto questo si amplifica. Assolutamente sì, è comunque un'esperienza indimenticabile, assolutamente. Poi abbiamo vissuto anche a Cagliari il passaggio in qualche modo generazionale, no? Con Gigi Riva che nel 2006 per le Olimpiadi di Torino fu tedoforo, quest'anno c'era Nicola, il figlio, a Cagliari sul palco, per quasi raccogliere davvero un testimone ideale con il padre. Andre, direi di chiudere l'argomento fiacco. No, ma parliamone per almeno un'altra ora e mezza. Ne parleremo in separata sede, no? Perché sono tante cose chiaramente di cui parlare con te e ne approfittiamo ovviamente sullo sport sassarese in particolare. Da dove iniziamo? Da basket o da calcio?
lascio scegliere a te. Il più caldo è basket, sicuramente, perché, Ecco, allora iniziamo dal banalmente basket. perché ha giocato ieri sera. Esatto, questa Dinamo che avvio da dimenticare contro Tortona, poi grande rimonta, una partita particolarissima, no? Perché tra falli, gestioni, cioè scelte tattiche anche coraggiose da parte di Mersic, insomma, la Dinamo che riesce a recuperare in qualche modo la partita, va in parità, va al primo supplementare, va addirittura al secondo supplementare, poi lì cosa è mancato per pizzico di fortuna, di precisione per portare a casa Allora, la partita. innanzitutto lì nell'ultimo sono mancati 5 uomini, perché la Dinamo aveva 5 uomini fuori per falli. Direi che già con questo la chiudiamo lì. È stata una partita stranissima, perché il primo tempo è stato veramente sconcertante, non è stato un passo indietro, ma 25 passi indietro dal punto di vista dell'approccio. Detto questo, dal 21esimo, 22esimo, cioè dal 54 al 34, si è vista forse la migliore Dinamo della stagione per tanti minuti, cioè per tutto il secondo tempo, terzo, quarto periodo. Primo overtime, secondo me, era non in pieno controllo la Dinamo, ma era la squadra che se la sentiva di più. Ha gestito Maluccio 2 situazioni alla fine dei tempi regolamentari e del primo overtime, e poi ha ceduto solo un minuto dalla fine, quando c'è stata l'ennesima uscita per falli, e loro hanno avuto situazioni con Vitale, con Baldasso, nelle quali hanno fatto canestri belli, difficili, quali inchini. Appunto la Dinamo in quel momento aveva fuori Vincini, McLean, Visconti, Thomas, non dimentico sicuramente un altro, ecco, però la situazione era questa. 2 punti secondo me buttati perché si poteva fare, perché sarebbe stata la classica vittoria che ti fa cambiare una stagione, perché vincere in quelle condizioni contro la quinta in classifica, perché Tortona arriva subito dopo Milano, insomma dopo le migliori, no? Ecco, avrebbe forse fatto svoltare la stagione. Non è andata così, e ora però i riflettori sono tutti su Marshall, perché in aggiunta a tutto questo c'è stato questo infortunio che rischia di cambiare un po' le carte in tavola. Sì. Tra l'altro abbiamo rivisto ieri appunto le immagini, molto sfortunato perché poi gli cade un avversario praticamente sul ginocchio, una situazione abbastanza fortuita che però rischia veramente di creare un danno molto, molto importante alla Dinamo, anche perché no, con gli ingressi di Pullen, di Visconti, no, cioè sembrava che in qualche modo la Dinamo stesse rimettendo mano a una stagione nata in maniera un po' particolare. C'è stato il cambio in panchina tra Bulleri e Mersic, si sono anche un po' svegliati gli americani, possiamo dirlo, Andrea, credo che nessuno si possa offendere su questo, perché insomma dopo il cambio di allenatore c'è stato un risveglio di Johnson, dello stesso Marshall, mentre Marshall più di tutti, secondo me stava salendo di livello. Ieri al momento dell'infortunio aveva segnato 23 punti, stava letteralmente dominando dal punto di vista offensivo. Questa rischia di essere veramente una tegola. No, sugli altri americani non sono così d'accordo, perché per esempio Thomas e McLean secondo me sono ancora abbastanza fuori giri. È vero che ieri sono stati condizionati da un arbitraggio molto severo nei loro confronti, forse non hanno letto bene il metro arbitrale, però sono stati massacrati dagli arbitri. E Pullen non è una novità questa, mi sembra. No, non è una novità. Thomas soprattutto, cioè ogni volta... Sì. E i giocatori di energia, commettono anche magari dei falli che potrebbero evitare, e se non riescono a capire il metro arbitrale finiscono nei guai. Pullen male, io gli ho dato un votaccio nelle pagine di oggi, ma non tanto per il suo score, se tu vai a vederlo è onestissimo, 14 punti, percentuali oltre il 50%, però nelle palle pesanti ha toppato clamorosamente, palle perse male che hanno innescato dei contropiedi e quindi punti degli avversari. Un giocatore come lui, i tiri liberi si sbagliano, però la partita scorsa ha fatto 0 su 2 a 10 secondi dalla fine, ieri ha sbagliato 3 tiri liberi nel secondo overtime. Sono errori che da un giocatore come lui non ti puoi permettere, insieme a tante altre scelte scellerate, tante letture che non mi sono proprio piaciute. Prestazione no, ci sta, però ha pesato anche questo.
Sì, tra l'altro poi è arrivato per dare, no, quella esperienza in più a una squadra che Esatto. probabilmente, no, necessitava di un elemento come lui. È chiaro che se ti manca proprio in quello per cui sei stato portato, insomma, tendenzialmente poi diventa anche un po' complicato. Come hai visto Visconti invece? Come lo vedi in queste Allora, Visconti molto male nella prima parte della partita, come quasi tutto il resto della squadra, estremamente bene nella seconda parte, perché lui entra in campo in un momento complicato dopo che è stato panchinato lui è entrato in quintetto, è uscito al settimo, è stato ributtato dentro, se non ricordo male, al 29esimo, quindi si è fatto 22 minuti di panchina completamente fuori dalle rotazioni, Nersic neanche lo guardava. È stato buttato dentro, è entrato immediatamente in partita, ha messo l'energia sua, che è quello per il quale è stato portato a Sassari. Secondo me è andato molto molto bene, anche lui è un giocatore in crescita, ma come Pullen, ripeto, ci vuole del tempo per inserirsi e probabilmente il problema di Pullen è che vuole strafare e magari in questo momento non ha le gambe per fare le cose che normalmente gli riescono, però Visconti molto meglio onestamente. Tra l'altro la Dinamo che mercoledì torna in campo, giusto? Contro Peristeri. Sì, in Grecia gioca ad Atene con Peristeri, altra partita complicata perché hanno buttato la prima in casa del secondo round e quindi in qualche modo se vuoi passare poi il turno devi andare a recuperare, a raccattare qualche punto di trasferta. Sarà una partita difficile sicuramente, sarà complicato e poi domenica arriva un'altra squadretta leggera come Trapani, non sappiamo in quale posizione arriverà Sassari, però il roster di Trapani è di primissimo livello. Sì, anche questo poi è una cosa molto particolare, no? Cioè senza allenatore, senza vice allenatore, con il capitano di fatto che è Petruccelli, che anche nazionale sono le squadre più pericolose quelle che si trovano in questa vero? situazione. Sì, perché le sono a tirar fuori da dentro, dall'orgoglio, qualcosa in più e quindi non sai mai cosa aspettare. Oltre al fatto di essere comunque forte, esatto. Perché in questo caso c'è anche questo aspetto, cioè che parliamo di una squadra che ieri hanno giocato e vinto bene senza, oltre che Allen e Alibegovic che sono andati via e senza l'allenatore c'era anche Rossato influenzato, e Rossato è il player d'Italia, non è che sia uno che passa per caso. Assolutamente. Vedremo come continuerà la stagione della Dinamo. Cambiamo sport, Andre, parliamo di Torres. È arrivato sabato questo 0-0 contro il Gubbio, l'ennesimo pareggio da quando è arrivato Alfonso Greco, 3 pareggi e una sconfitta per l'allenatore romano. Una squadra che piano piano mi sento di poter dire fa dei passi in avanti, cioè si vede che comunque sta tornando una sorta di normalità, ecco, all'interno anche di quelle che poi sono le scelte in campo, però manca qualcosina ancora per riuscire a togliersi la scimmia dalla schiena. Manca buttarla dentro e manca la vittoria ovviamente, che non arriva dal 23 di agosto, cioè un tempo inimmaginabile onestamente. Però i progressi sono evidenti, la Torres è di nuovo una squadra solida, perché penso alla partita di Gubbio, all'ultima, ma anche alla partita precedente in casa. Torres è solida, fa la partita, è una squadra che mostra una buona mentalità. Se posso fare un paragone azzardato, si sta un po' rivedendo la Torres di Greco alla quale eravamo abituati dal punto di vista della personalità e del gioco, e però è una Torres di Greco senza Fischnaller, senza Scott e senza chi la butta dentro. Perché il problema adesso è stringi, sistemi le fasce, sistemi la difesa, sistemi il centrocampo, stringi, il problema è proprio lì davanti dove nessuno la butta dentro. Poi sì. Diakite ti fa la rovesciata spettacolare in area, è un fuorigioco di un'unghia e quindi se fosse stato in gioco di un'unghia ora staremmo parlando di una grande vittoria con grande carattere, con un gran gol e con le punte che hanno ritrovato la via del gol. No, nei fatti la palla dentro non ci va mai. Parliamo poi anche ne parlavamo con Roberto l'altro giorno, dell'inutilità dell'FVS con quel tipo di riprese, perché effettivamente, cioè, come fai a rivedere le immagini come fai? Infatti per lo più sono chiamate inutili. La Torres, non esiste questa statistica e penso che sia impossibile farla, però credo che su diciamo una quarantina di chiamate
no? Dall'inizio della stagione, tra le chiamate proprie e le chiamate degli avversari, ha il 98% di sentenza contro, cioè sia che lo chiami la Torre sia che lo chiamino gli avversari. Anche questa è una sfiga incredibile, chiaramente non è né un complotto, non è né un complotto né altro, però voglio dire, non lo beccherai mai una volta un arbitro che fa un errore e lo fa a tuo favore, così come è capitato tante altre volte al contrario. Ecco, questo non serve a molto, perché le inquadrature sono fatte da casa mia, dai palazzi di Piazza dei Segni, quindi l'arbitro va a rivederlo e non vede niente sostanzialmente. Certo. Infatti si parlava proprio di quello anche durante la partita. Senza l'ausilio di almeno un'altra ripresa. Almeno un'altra, perché sì. se no, cioè, poi tra l'altro sei legato alla scelta del cameraman, cioè se il cameraman in quel momento ha stretto l'immagine, tu sei fregato perché non vedi niente, cioè è impossibile che tu possa vedere, cioè qualcosa di veramente, però vedremo cosa succederà anche su questo. Andre, a breve ci sarà il mercato ovviamente di gennaio, perché siamo a metà dicembre, quindi tra poco più di 2 settimane inizia il mercato. Facile dire dove la Torres deve intervenire. Soprattutto quanti secondo te sono i giocatori che le figure, le pedine che devono arrivare secondo te in casa Torres? Sicuro almeno uno, perché non significa che debba arrivare un bomber da 20 gol, anche perché l'anno scorso a dicembre è stato preso un bomber da 20 gol e in tutto il girone di ritorno ha fatto la bellezza di 0 gol, ok? È stato, credo, il peggior attaccante della storia della Torres e io la seguo da 40 anni, quindi non ho mai visto una roba del genere. Detto questo, serve un attaccante, potrebbe servire anche un centrocampista offensivo in più, perché quello dell'ultimo passaggio ti serve. Bisogna capire chiaramente se ci sarà qualcuno in uscita, perché necessariamente bisognerà provare a trovare una collocazione almeno a un paio degli elementi che hai in una rosa che resta ancora abbastanza lunga. E poi non lo so, quei 3 che hanno giocato davanti l'altro giorno devono spiegarci cosa vogliono fare da grandi, in particolare Starita e Di Stefano. Musso ogni tanto qualche golletto lo fa, però anche lui, insomma, da tutti serve qualcosa di più, onestamente. Diakite è ancora a quota 0, mi sembra, quindi ecco, un po' tutti devono decidere cosa vogliono fare da grandi, e in questo la società chiaramente deve prendere un po' la situazione in mano. Ecco. Assolutamente sì. Andrea, ti salutiamo con questo, ovvero con gli eventi della Biblioteca Popolare dello Sport di mercoledì, no? Doppio evento, leggiamo da Sassari Today, doppio evento pensato per gli adulti, che per i più piccoli una tradizione oramai, lo possiamo dire. Sì, è tanti anni che facciamo la nostra festa natalizia della Biblioteca Popolare dello Sport e la festa anche ovviamente dell'Associazione Memoria Storica Torresina. Quest'anno abbiamo un po' sdoppiato gli eventi, perché ci sarà il rinfresco, l'apertura della campagna tesseramenti dal tardo pomeriggio, però da prima, dalle 5, abbiamo organizzato giochi in piazza per i bambini in collaborazione con la WISP di Sassari. Saranno con noi, soprattutto saranno con i bambini, i giocatori della Torres, i giocatori della Raimond. Purtroppo la Dinamo è in trasferta, ma ci saranno le ragazze delle Women. Ci sarà, vi do una piccola primizia, una cosa molto carina, cioè ci sarà il Cristian Zara, il campione europeo dei pesi gallo, che sarà con noi e inaugurerà, tra virgolette, 2 sacchi da box che abbiamo preso per i bambini del centro storico, che abbiamo acquistato grazie al sostegno della famiglia di Gabriele Tola, il nostro amico birraio, tifoso della Torres, che è scomparso quasi un anno fa. E la famiglia aveva fatto l'anno scorso una grande festa, una raccolta di fondi. Una parte era stata destinata a noi per iniziative sociali legate proprio ai bambini, ai giovani del centro storico. Sarà questo momento simbolico con Cristian, con comunque un campione europeo di pugilato, che insegnerà a boxare ai bambini del nostro quartiere con questi sacchi nuovi. Insomma, per noi è sempre un bel momento. E poi è Togo, Cristian, lo conosci dai premi USI, quindi ho visto che è abbastanza, no? Abbastanza affabile, diciamo così, quindi immagino che si divertiranno. Non è timido. Esatto, quindi immagino che i bambini si divertiranno tanto. Andre, grazie ovviamente per essere stato con noi, ti aspettiamo più avanti come sempre, è sempre un piacere. Volentieri, grazie ancora per l'invito e ci rivediamo presto. Buon lavoro, buona giornata, buona settimana. Un abbraccio, grazie. Ciao Andre, buon lavoro anche a te. Eccoci. Bella questa
coi bambini, insomma, ci stanno queste manifestazioni. A parte la mia tosse, però. A parte la tua tosse, vabbè, per il resto tutto va, tra virgolette. Mamma mia. Allora, a breve avremo, speriamo, insomma, mi ha risposto adesso, quindi avremo in collegamento Luis Olivera, però ci sono delle domande, ne approfittiamo. Lulu. Dunque, ecco, se il Cagliari dovesse giocare con il Pisa come ha fatto con Roma e Atalanta, dovremmo riuscire a strappare i 3 punti. Si spera che non faccia le partite solo con le grandi, ma su questo ne abbiamo parlato anche prima. C'è proprio un passaggio, ma anche di Pisacane in conferenza, dove comunque è vero, è più esigente, ma nelle pre-conferenze spiega esattamente quale può essere la situazione. Nell'ultima ha detto chiaramente: non voglio più bluffare, questo sarà il modulo, questi saranno gli attori. E non a caso, perché più volte è stato detto sul fatto che comunque il Cagliari non facesse determinate prestazioni, non ci fosse magari la prestazione da parte di alcuni singoli che dovevano fare e devono fare la differenza. Nelle ultime si è visto Esposito, si è visto Gaetano, Foloruncio comunque è ritornato un po' quel Foloruncio di inizio stagione. Palestra ormai è una conferma, insomma a Bergamo, quando lui è andato in conferenza stampa, hanno fatto più domande a Palestra che a Palladino, Pisacane e col suo nome messi insieme. Quindi c'è proprio tanta aspettativa su Palestra, che ha confermato ancora una volta di essere, ma anche come ti posso dire, Fra, è anche maturo nelle risposte, perché comunque ho visto le domande che gli hanno fatto, insomma i cosiddetti grilli in testa, in cui Pisacane dice non bisogna leggere i social. Lui è maturo, sa quello che vuole, sa qual è il suo obiettivo, e non è così scontato per un 2005, Fra. Non è assolutamente così L'ho scontato. conosciuto da doppio malto quando ha fatto l'intervista, poi ha fatto il meet and greet con i tifosi del Sì. Cagliari. È un ragazzo veramente d'oro. Si vede che è molto mentalizzato, molto concentrato sul calcio e sul fatto che insomma, è un'occasione da non perdere quella che sta vivendo a Cagliari. E vedremo. Chiaramente ora non dovrà ascoltare le sirene del mercato, perché il suo nome è stato accostato a tutte le big d'Italia, ma anche all'estero. Io gli ho fatto una battuta quando è andato via lì dal ristorante, gli ho detto: mi raccomando Marco, ricordati quando sarai alla Madrid o al Manchester City di questo pomeriggio qua a Cagliari. Lui si è messo a ridere, però insomma, effettivamente è così. Ma vedo che abbiamo il nostro ospite. Sì, lo facciamo entrare. Lulu. Vediamo se ci senti, Lulu. Assolutamente, chiaro. Buongiorno. Buongiorno a voi, grazie dell'invito. Grazie a te Come per stai? la disponibilità. Un po' raffreddato, sì. Ah, Si siamo sente in un po' due, la allora. voce. Siamo in due. Perché Siamo in qua, due, tranquilli. qua la temperatura è molto diversa di quella di Cagliari. Direi. Giusto un attimo. Ok. Vai. Lulu, iniziamo un po'. Come stai? Com'è questa nuova esperienza al Venezia? Ma diciamo che è un'esperienza che mi ha cominciato tramite un amico che adesso mi fai, in virgoletta, il mio procuratore, che è Fabio Squersi. Quest'estate, siccome lui mi aveva sempre promesso: guarda, ci trovo una squadra, io non aspettavo più questa sua chiamata, e mi ha detto: guarda Lulu, c'è una possibilità di allenare le ragazze. Io dico: ma le ragazze? Ho detto: ma sono abituato ad allenare ragazzo. Ho detto: ok, va bene, non c'è nessun problema. Dov'è questa squadra? Mi ha detto: guarda, a Riccione, va bene, provo, no? Perché c'è sempre la prima volta, no? Certo. E neanche dopo 5 minuti mi ha chiamato il presidente e mi ha detto: guarda, siamo molto contenti che tu puoi venire da noi a fare questo piccolo esperimento, perché noi ci conosciamo come ex calciatori e allenatori dei ragazzi. E così piano piano mi hanno fatto un'offerta e sono andato via, sono partito, abbiamo cominciato la preparazione molto molto bene. Avevamo in questo caso
3 campi, 2 campi sintetici, un campo in erba. Mi sembrava di essere proprio all'inizio della mia carriera all'Underleg, perché avevamo tutti i campi disponibili per fare tutto quello che volevamo. Anche quando sono arrivato a Cagliari avevamo solamente inizialmente lo stadio e c'era il campo del Poetto. Ok, e lì mi ha fatto una bella impressione e abbiamo cominciato questo lavoro. Piano, oh, avevo 26 ragazze che non era assolutamente facile, perché io non ho mai visto neanche una, perché lui mi ha detto, non ti preoccupare, qua io lo prendo di qua, di là. Beh. E ho detto, Presidente, non si fa, le cose non si fa in questo modo, no? Giustamente devi, ma non ti preoccupare, mister, che qua è tutto sotto controllo. Vabbè, io sono arrivato, ho visto che avevamo dei ragazzi veramente importanti, ragazzi di categoria della Serie C, e c'era anche soprattutto tanti ragazzi. L'hanno chiamato. Probabilmente l'hanno chiamato. Sicuro. Vediamo un attimo. Taratata. C'è il racconto. Sta raccontando chiaramente la sua primissima esperienza col Riccione. Poi Sì. non vi dico il proseguo. Attendiamo. Aspetta, vediamo un po'. Lo togliamo da qui perché sicuramente si ricollegherà. Vogliamo che... Andrea, non si è offeso. Sicuro l'hanno chiamato. Sì, l'hanno chiamato, figurati. Era proprio, stava raccontando un po' tutta l'esperienza. Tra l'altro era un collegamento perfetto, audio perfetto. Ma oggi cos'è? Lunedì, ricordiamolo. No, però evidentemente è arrivata una chiamata. Magari lo stanno chiamando, cosa stai raccontando? E ci sono tante domande tanti apprezzamenti ovviamente per Lulu Olivera. Ma adesso inizieremo a parlare un po' della sua esperienza da allenatore con le ragazze e poi andremo un po' nel dettaglio sul discorso del Cagliari, capire anche da un attaccante qual è la sua valutazione riguardo al Cagliari di Pisacane. Vediamo un attimino, adesso non lo vedo più, vediamo un po' se riuscirà a recuperare. Allora, noi continuiamo ad andare avanti, c'era un'altra domanda. Sì. Allora, dov'era? Ecco, c'era questa. Molto probabile che Palestra a gennaio parte, il Cagliari prenderà Conguaglio. Ma in base a cosa questa situazione? Io posso dire, dalla mia esperienza lì a Bergamo, io ho parlato con alcuni colleghi dell'Atalanta, è ovvio che la domanda è stata ovviamente su Palestra, ma non circola questa voce. Vi posso dire da parte dei colleghi Bergamo, quindi non si sa niente, però addirittura molto probabile con un Conguaglio da parte del Cagliari. Sinceramente, anche per come ha parlato lui, anche per come è deciso, perché si parla comunque di un'esperienza dove sai benissimo che a Cagliari tu puoi crescere, tu hai la titolarità, tu puoi sbagliare, tu puoi essere provato in tanti ruoli e rendere comunque sempre meglio, perché Palestra, se noi andiamo a vedere il percorso che ha fatto Palestra dalla prima a Napoli all'ultima contro l'Atalanta, dove comunque non ha vissuto minimamente l'imbarazzo, assolutamente. Posso dire che nel secondo tempo, è vero, probabilmente Lukman era un po' stanco, però l'ha tenuto per bene a Luca, tra l'altro lo conosceva, avendolo comunque avuto anche come compagno in allenamento, però io su questa affermazione non sono assolutamente d'accordo. Poi può succedere di tutto, attenzione, però non ci sono sentori da questo punto di vista, così mi hanno detto i colleghi a Bergamo 2 giorni fa. Ma quindi, se lo prendono, se lo riportano è per rivenderlo, ma penso che in questo momento non gli convenga una cosa del genere neanche a loro. Non gli convenga aspettare fine stagione. Certo, tanto questo è un po' assolutamente. il discorso generale, quindi c'è da capire. Ecco, vedo che è tornato Lulu. Sì, eccolo qua. Facciamo entrare. Eccoti qua, Lulu. Guarda un po'. Ci senti? Come non ci vede? Ci sei, Lulu? Non ci sente? Lulu? Niente. Non ci vede. Evidentemente. Lulu? Aspetta che gli scrivo. Bravo.
Prova a uscire e rientrare, Lulu. Aspetti, Ma se scrivo. non ci sente... Vabbè, lo sto facendo. Se Ah, non ok, ci però sente. vedi però vedi la. Allora, prova. Vediamo un po'. Tra l'altro è un bellissimo albero di Natale alle sue spalle. Esatto, infatti era una domanda. Ok, perfetto. Ecco qua. Scusatemi, Non ti sentirete tossire preoccupare. varie volte, ma purtroppo... Ma vediamo un po'. Proviamo. Attendiamo, ci siamo. Eccolo qua, proviamo. Lulu? Ci senti? Noi ti sentiamo adesso. Perché non ci sente? È bellissimo, è tipo un meme. Noi ti vediamo però. Perché lui non ci vede? Questo è perché tu hai detto, no, era un collegamento perfetto, audio perfetto, Ma video perfetto. Ti sei... autogol. Autogol all'85esimo. Non vi sento? Mi sentite? Sì, Noi ti sentiamo, Noi ma ti tu non sentiamo. Ma io no, voi no. Perché? Prova. Perché non ci senti? Prova a uscire e rientrare. Riprova a uscire e rientrare, Lulu. Niente. Perché non lo prende? Perché? No, non sto trascurando niente, sto prendendo medicine e tutto, eh. Quindi grazie Tracada per la preoccupazione, ma mi sto curando. Tanto è tutta roba di ieri, ho iniziato a tossire Esatto. nel post partita. Vediamo un po' ieri adesso. È stata una giornata Lulu? ignobile. Ci senti? No. Niente. No, niente. Incredibile. Vabbè. È stato bello, porca miseria. Vabbè. Vediamo se sta riprovando. Ce la faremo. Vediamo. Provo. Lulu, ci senti adesso? Ci senti? Niente, non ci credo. Incredibile. Noi ti sentiamo però, eh. Però tu non ci senti. Prova a togliere le cuffie. Digli di togliere le cuffie. Aspetta. Vediamo un po'. Adesso ci manda quel paese in diretta. Vediamo un po'. Vediamo. Leggi il messaggio. Le ha tolte? Le ho tolte? Vediamo un po'. Ora? Prova a parlare, Lulu. Ci senti? Ah, perfetto, perché non ci sente. Prova, ci vedi, ci senti? Niente, non ci senti? Niente. Noi ti sentiamo, prova a parlare. Noi ci sentiamo però. Perché? Io sento il rumore. Aspetta un po'. No, tra l'altro non puoi nemmeno togliere il... Aspetta. Attiva l'audio. Prova adesso. No, l'hai disattivato. Riattiva, prova adesso. Prova a parlare adesso, Lulu. Ma tanto non ti sente. Perché non ci sente? Ascolta, chiamalo al telefono, fai così. Ascolta, ti chiamo, ok. Ti chiamo al telefono, ti chiamo qua. Una scena meravigliosa. È una scena meravigliosa. E tra l'altro adesso bisogna anche Il mettere... È incredibile. Ma Il poi, lunedì di scusa, StreamYard. ma poi lui potrebbe ma però se non ci sente, no, niente, dai, aspetta. Lo Vai, chiamiamo vai. al telefono, lo chiamiamo al telefono. Riprovo? Vediamo un po'. No, chiamalo al telefono. Prova a attivare l'audio. Adesso attiva audio. Prova adesso. Niente. Niente. Ragazzi, che lunedì Però- meraviglioso. Sento. Prova. Oh, Ecco. perfetto. Ce l'abbiamo fatta, grande. Lulu. Oh, Ce madonna, l'abbiamo- Chi la dura la vince. Oh, me capita spesso questa cosa qua. Ma sì. Allora, dove siamo arrivate? Siamo a Riccione. I primi giorni di allenamento.
al primo giorno di allenamento avevamo 3 campi spettacolari, 2 campi sintetici e un campo in erba. Mi sembrava il tempo che era l'Anderlecht, soprattutto quando ero a Cagliari, perché Cagliari avevamo lo stadio e avevamo un poetto per fare allenamento. Abbiamo cominciato questo percorso, abbiamo fatto 3 partite, diciamo, in Coppa, abbiamo vinto una partita e pareggiato gli altri 2, ma i 5 punti non era sufficiente perché l'altra squadra ha fatto 6 punti e siamo stati eliminati dalla Coppa. E abbiamo cominciato il campionato. Prima di cominciare il campionato ho visto che la situazione non era così bella, perché è successo qualcosa di molto importante, perché ai fine di mese di settembre il nuovo presidente doveva versare una somma nella cassa della vecchia società, e questo non è mai avvenuto, e allora siamo spostati dai 3 campi belli, siamo tornati a Riccione, in un campo dove loro giocavano l'anno scorso. Ma in questo campo si allena tutto il settore giovanile e anche noi, e facevamo la partita la domenica, si giocava il settore giovanile sabato pomeriggio, domenica mattina, e domenica pomeriggio dovevamo giocare la partita in campionato. Siccome ho visto che la situazione non era così bella, perché il nuovo presidente è andato via, perché dal mio punto di vista credo che non ha versato la somma che doveva versare per dare un contributo in più alla vecchia società, io ho visto che il bilancio era un po' così, perché loro mi hanno detto: se qua la situazione è così e noi non siamo in grado di continuare la nostra avventura, perché il contratto giustamente ha fatto il presidente, noi non siamo capaci di portare avanti il contratto. Allora in quel periodo, dopo neanche un giorno, mi chiama la direttrice di Venezia, e siamo rimasti quasi un'ora e mezza al telefono a parlare, perché mi ha fatto tantissima domanda, perché calcio femminile, tutte quella cosa. Io ho dato la mia opinione su tutto quello che lei mi ha chiesto, l'ha convinto, e allora io sono tornato vicino a casa, perché io metto un quarto d'ora, 20 minuti da casa mia per arrivare al centro sportivo di Venezia, e per me è stato qualcosa che mi ha cambiato nel senso che ero troppo lontano di casa, e tante volte mi veniva la mia ragazza a trovarmi, non è la stessa sensazione, non è la stessa armonia. Tornare a casa per me è stata veramente una cosa importante. Questo penso che la 4ª giornata in campionato, abbiamo anche domenica abbiamo fatto 3-4 sconfitte, perché giustamente la società aveva vinto il campionato della Serie C l'anno scorso, e loro praticamente non hanno cambiato quasi nessuno, è rimasto tutte le ragazze, sono brave, sono tutto quello che un allenatore piace a vedere queste ragazze in allenamento, perché loro non tirano mai il piede, ma il problema è che sono tutte ragazzine giovani, 18-19 anni, abbiamo una media di 21 anni, giocando con le squadre che lotta per un campionato importante come Como, come Lumesane, come Cesena, come Bologna, sono tutte giocatrici, ma veramente è il doppio della nostra, e quando tu vai in confronto con loro si vede proprio la differenza, e questo siamo in grandissime difficoltà. Io ho già parlato con i miei staff e con la direttrice che ho bisogno almeno di 2 difensori, 2 centrocampisti, 2 attaccanti, per cercare di migliorare. Sì, perché noi siamo ultimi in classifica, per dire siamo a 4 punti del San Marino che ha 8 punti, e noi la prossima partita dopo le vacanze andiamo proprio a San Marino a giocare la nostra vita, e questo per me è un calcio che mi sta dando soddisfazione, non per il risultato, ma per come vedo l'atteggiamento delle mie ragazze in campo. Perfetto, io ti chiedo, siccome ci sono tanti attestati per te, cosa ne pensa ad esempio di Luvumbo,
quanto era fortissimo Lulu, un abbraccio a Lulu. Allora ti chiedo, entriamo a gamba tesa, Lulu, sul Cagliari, il Cagliari di Pisacane arriva dalla sconfitta contro l'Atalanta, adesso avrà comunque nelle prossime 5 partite 4 scontri diretti. Come ti è sembrato questo Cagliari in queste prime 15 giornate? Allora, io, siccome ho già risposto a questa domanda già qualche mese fa, sull'allenatore del Cagliari, anch'io inizialmente pensavo, guarda, un allenatore che non ha esperienza, un allenatore che ha esperienza con il settore giovanile è totalmente diverso, di avere un piccolo diploma, nel senso che ha già vissuto qualche volta nella panchina di qualche società di Serie B o di Serie A, capito? Io mi mangio le mie parole perché giustamente ho visto che questo ragazzo è molto preparato, è un ragazzo intelligente che sta dimostrando il suo valore tramite ai suoi propri giocatori, e credo che Cagliari dal mio punto di vista ha una marcia importante delle ultime campionati, una parte quella di Ranieri, che anche Ranieri quando è arrivato non era così brillante. Credo che la mano di un allenatore è fondamentale quando riesce a trovare una unione fra di loro, e credo che questo è il segreto del Cagliari. Il segreto del Cagliari, nessuno pensa di essere il titolare, nessuno pensa di essere la prima donna, penso che loro hanno un obiettivo, l'obiettivo è quello della salvezza, ma la salvezza che ho detto anche le ultime volte non è che la salvezza, sì è bella la salvezza, ma non è che dobbiamo lottare fino alle ultime 2 giornate di campionato per salvare, no, dobbiamo avere una salvezza più tranquilla, più rilassata, che oggi Cagliari può anche perdere, che siamo là sopra, capito? Non è se il Cagliari perde oggi, Madonna, siamo là sotto, e come facciamo? Tutto questo è una cosa che dal mio punto di vista l'allenatore di Cagliari sta lavorando benissimo con la testa dei propri giocatori. Parlare di Luvumbo dal mio punto di vista si è perso, credo dal mio punto di vista, perché Luvumbo dell'anno scorso, che quasi tutte le grandi società parlavano di questo ragazzo, è calato un pochettino, non so che cosa è successo, o non so perché non gioca come l'anno scorso, che era sempre un giocatore importante nell'attacco del Cagliari. Quest'anno manca anche la sua presenza. Tra l'altro era andato anche in gol contro l'Atalanta, però c'è stato l'annullamento per via del fuorigioco. Probabilmente, ecco, tu sai in quanto attaccante quanto è importante per un attaccante segnare, è la linfa. Perché Ma qui si dice assolutamente. prestazioni, però per l'attaccante ciò che è importante è il Posso gol. posso raccontare anche un aneddoto della mia quando era a Firenze. Quando era a Firenze c'era Malesani che faceva Mitico. il nostro mister. Io 7 giornate che non faceva gol, stavo camminando perché per fare l'allenamento a Firenze, no, che adesso a Firenze c'è un marasma. c'è una cosa veramente spettacolare. Sono andato a vedere, veramente mi è venuto anche il brivido anche di entrare in campo, solamente per vedere quelle cose che noi non avevamo prima, capito? E allora stavo camminando dallo stadio perché dovevamo andare dietro nel campetto per fare allenamento, e da lontano lui mi vede che io camminavo con la testa bassa, e mi ha detto: "Ah, Lulu, aspetta un attimo." Mi sono fermato un attimo, si è avvicinato e mi ha detto: "Ma che cosa hai?" Io non volevo neanche rispondere perché ha insistito e ha detto: "Guarda, mister, guarda che noi attaccanti viviamo di quello." Ok, 7 giornate che mi ha detto: "Che a me non mi interessa niente, mi interessa quello che sta facendo. Tu dribba 1, dribba 2, metti i compagni davanti alla porta." E questa è la cosa che io voglio. No, per farci un esempio, no? Perché se era un altro allenatore, perché sappiamo come funziona la testa di un allenatore, quando 2 o 3 giornate non fai gol, mette un altro giustamente, no? E da quando lui mi ha detto questa cosa, sembra che mi ha liberato tutto i pensieri negativi che avevo. E alla fine del campionato ho fatto 15 gol, il stesso record che ho fatto a Cagliari. Esatto, niente male direi, assolutamente. Proprio su questo, ecco, entrando un po' sul discorso del Cagliari, l'ultimo infortunio è stato quello di Matteo Felici.
Al Cagliari probabilmente serve un giocatore in grado di saltare l'uomo e di mettere magari l'attaccante in condizioni. È vero che c'è Seba Esposito, è vero che c'è anche Gaetano che nelle ultime 2 partite comunque sta trovando continuità, ma probabilmente serve anche quel giocatore di strappo, quel giocatore che anche a gare in corso ti cambia Ci un può po' la cambiare, partita, Lulu. ok, dal mio punto di vista è quello che l'allenatore del Cagliari deve chiedere alla società, perché adesso ho sentito che, che nove soci sono arrivati nel gruppo del Cagliari per rinforzare ancora di più quello che noi possiamo immaginare o pensare di rinforzare questa squadra e dare un senso di qualcosa di grande per il Cagliari, perché il Cagliari merita di avere prima di tutto uno stadio, perché senza uno stadio credo che una società non può fare i progetti importanti. Credo che la prima cosa è lo stadio, anche se dimentichiamo un pochettino lo stadio. Se tu valorizzi la società con ingressi di anche qualche giocatore importante che ci può fare la differenza, ben venga, ma questo non dipende da noi che siamo qui a parlare di calcio, dipende dal proprio presidente o vicepresidente, i soci che sono arrivati di fare qualcosa di grande, perché io mi ricordo anche, non so se è una cassata che parlava anche nei giornali di ex attaccante del Leeds che adesso è la Cremonese, che sembrava che aveva intenzione di Cala di prendere Vardi. Sì, e alla fine non è successo niente e andando da un'altra parte. Credo che la forza di questo gruppo che è entrato da una mano a Cagliari possa essere qualcosa di importante per il futuro del Cagliari. Ti chiedo, hai parlato un po' anche del tuo trascorso alla Fiorentina, un po' sul discorso della lotta a salvezza. Il Cagliari sono quelle 8-9 squadre che comunque si andranno a giocare la permanenza in Serie A, tra cui c'è anche la Fiorentina. Insomma, Cagliari-Fiorentina, 2 squadre che hanno comunque abbracciato la tua carriera da calciatore. Cosa pensi del Cagliari e cosa pensi della Fiorentina? Perché se da una parte il Cagliari ti aspettavi certe cose, la Fiorentina lì nessuno se l'aspettava. Ma io credo che, io parlo sempre anche del periodo dove c'era Carletto Massone. Carletto Massone ti faceva capire qualcosa di molto grande, nel senso che quando giochi in casa, come diceva a noi, la squadra avversaria non deve neanche respirare, perché qua siamo a casa nostra, noi dobbiamo comandare qua dentro. È vero che qualche volta incontrava le grandi società come Milan, la Juve, Inter, che qualche volta perdevamo, ma perdevamo per un pelo, perché noi giocavamo un calcio veramente spettacolare. E quando incontrava le squadre, diciamo, della nostra categoria, perché Cagliari è stata sempre una squadra di Serie B, in senso nel modo della classifica, e quello è che fa la differenza, se tu batti un confronto diretto, tu guadagni appunto su questa società, e credo che Cagliari deve fare le partite in questo modo, alla morte deve giocare il Cagliari, perché qualche volta ho visto il Cagliari un po' così, dopo che prende il gol comincia a camminare. No, la partita comincia adesso, io devo dare il 100%, quando non ce la faccio più, le vedrai il mister e condizioni che ha i suoi giocatori per tirare una dal campo e mettere un'altra. La Fiorentina, io sinceramente da quando sono qua in Italia non ho mai visto una società che non ha mai vinto una partita, non so se è così o se è un record. Così. No, è un record, che non ha mai vinto nelle prime 15, non si è mai salvato. A me dispiace, a Dantino si dispiace perché è stata una della mia seconda squadra quando sono arrivato qua. È vero che è cambiato tutto, il mondo del calcio è cambiato tutto, non è più la stessa cosa, e la Fiorentina e i grandi giocatori c'erano. Dal mio punto di vista, così ho sentito parlare tramite giornalisti e tramite amici che sono lì a Firenze, dicono che il problema della Fiorentina è stata la preparazione, che la preparazione è stata una preparazione giusta, adatta per questi grandi campioni.
E Cagliari, dal mio punto di vista, non deve pensare che perché c'è Cagliari-Fiorentina, No, è Cagliari-Pisa domenica. Domenica Cagliari-Pisa, Cagliari-Pisa. Sì, sì. che la Fiorentina deve cambiare marcia. Lo so che non è facile perché tutte le partite tu devi giocare per vincere. Unica soluzione è quella. Se loro non sono forti mentalmente o se non hanno consapevolezza che la Fiorentina è in una situazione veramente grave, è finita veramente perché hanno 6 punti. Tutte le altre squadre che erano sotto la Fiorentina o con un punto in più, 2 punti in più, hanno vinto quasi tutte le partite, le squadre che lottano per la retrocessione. È difficile anche di spiegare la motivazione, perché il calcio sappiamo come funziona, non è che tu pensi di essere forte più di una squadra e alla fine spesso le squadre che sono considerate piccola riescono a fare brutte scherzi alle grandi squadre. Fra? Sì, Lullo, ti volevo chiedere, sfruttando anche la domanda che fa il nostro utente, chi consiglieresti come attaccante per gennaio al Cagliari? Mi fai il nome? Mercato? Credo che Cagliari ha 2 attaccanti dal mio punto di vista, anche se uno dei 2 gioca un po' più indietro. Non lo so assolutamente, perché non lo so che cosa sta pensando la società di prendere un attaccante. Non lo so, non ci posso dire niente perché in questo caso non conosco nessuno, sicuramente prenderanno qualche straniero, non lo so. Bisogna vedere. Perché italiano, penso quasi tutti i giocatori bravi italiani sono tutti nelle loro società. Se qualcuno non è contento perché gioca di meno, può essere avere una porta aperta per i Cagliari, soprattutto quello. Ma sinceramente non lo so. Ritornando un po' e poi ti salutiamo, Lulu, e ti ringraziamo ovviamente della tua disponibilità. È ovvio che ritorniamo ai tempi in cui il Cagliari comunque tu l'hai vissuto, hai fatto tanti gol e hai vissuto un po' varie ere del Cagliari. E vederlo magari adesso, come hai detto giustamente, il Cagliari ha una tradizione, il Cagliari in casa, perché ai tempi tuoi insomma era un fortino vero e proprio, è un po' cambiato il calcio. Adesso tu sei passato da giocatore a allenatore. Quanto è cambiato il calcio? C'è quasi l'idea che ci sia troppa tattica rispetto anche ai tempi in cui giocavi tu, dove c'erano molti più fantasisti e c'era molto più divertimento da un certo punto di vista. C'erano tanti dribblatori che oggi è quasi in via di estinzione. Assolutamente, è cambiato tanto perché credo che nel mondo, non solamente nel mondo del calcio, nel mondo cambia, nel senso che prima parlavamo di macchina, le macchine erano quelle che erano, adesso hanno fatto anche le macchine, come si chiama? Adesso non elettriche, ibride. Elettrica, ibrida, tutte queste cose che prima non esistivano, no? Certo. E il calcio è cambiato perché se qualcuno, come il tempo si può parlare dei Milan, a Riussac, che aveva cambiato il tipo di modo di gioco, tutti quanti volevano fare la stessa cosa, perché se tu è come Guardiola, che Guardiola ha cominciato a fare tic-tac, tutti quanti volevano fare la stessa cosa, ma se tu non hai i giocatori adatti per fare questo tipo di lavoro diventa difficile. Cosa è cambiato nel mondo del calcio? Cambia nel mondo del calcio perché non si vede più il numero 10, non si vede più uno che vuole dribba l'avversario per guadagnare qualcosa in più, non c'è più, perché ormai il gioco sono quasi tutte simili. Tu vai in fondo, non metti più la palla in area perché preferisco tornare indietro e tornare da una parte e andare dall'altra. Prima non era così. Prima la prima cosa che diceva il nostro allenatore: vai, attacca, vai sopra, dribba, vai, e quella è la cosa fondamentale, ci caricava ancora di più. Questo è il calcio bello, ma sappiamo che il calcio non si ferma solamente su queste cose, si ferma ancora sugli altri. Altre cose, per esempio fuori gioco, se no il portiere quando prendeva la palla con le mani si poteva riprendere un'altra volta e giocare. Adesso una volta che prendi la palla in mano e gioca a terra devi giocare, è come fuori gioco. Adesso qua va, prima era gol e gol, fuori gioco non è fuori gioco, ormai
a palla dentro, l'arbitro fischiato, non c'era più niente da tornare indietro. Adesso sono tutte cose che è cambiato nel mondo del calcistico, che qualche volta diciamo, ma serve questo VAR o non serve? Perché qualche volta nel VAR ci sono anche qualcosa che non vanno bene Sì. per le grandi società, perché quando è piccola, ma che ne frega, sono piccole, lasciano lì, vediamo le cose per le grandi, capito? E questo è cambiato tantissimo, è cambiato, perché ormai prima mi ricordo giocavo con quasi tu giocavi con 4-4-2, dopo sono diventate 4-3-3, sono diventate 3-5-2, adesso è un 4-2-3-1. Cambia perché un allenatore ha i suoi modi di farlo. E questo, dal mio punto di vista, è bello nel mondo del calcio. E tanti giornalisti mi dicono: ma tu eri capace di giocare in queste carte? Io sono capace di giocare anche nel calcio spaziale, per modo di dire, no? Perché uno quando sa giocare a pallone Certo. non è una cosa... E poi un attaccante, Lulu, di base deve segnare, c'è poco da girarci intorno. Assolutamente, sì, Quindi, assolutamente. Credo che è proprio così, anche se tu sei bravo a fare... distribuire il gioco, metti i giocatori davanti alla porta, ma tu dentro di te stesso senti che ti manca questa cosa, e quando ci manca questa cosa io sinceramente, guarda, non è che vuol dire le cazzate, io non dormivo, ma veramente passavo tutta la notte a guardare la televisione, la mattina mi svegliavo, cercavo di capire come mai ho sbagliato quella palla, come mai ho sbagliato quel rigore, come mai tutta quella cosa mi veniva in testa, perché io volevo essere una persona che possibilità di fare gol, dovevo fare gol per forza, non sbagliare in tutte le cose che capita nel mondo del calcio. Io ero uno così, io sono anche così adesso, che qualche volta vedo che tanti attaccanti quando arrivano davanti alla porta tirano quella... Sembra che loro chiudono gli occhi e la prima cosa che devono pensare di fare è il gol. No, io ero un giocatore molto diverso. Io quando arrivavo davanti alla porta, la prima cosa che guardavo era i piedi del portiere, facevo una finta, se lei si muoveva da una parte mettevo la palla da un'altra. E questa è stata sempre la mia forza. Assolutamente. Lulu, grazie davvero per questa chiacchierata. Ci farebbe piacere riaverti in seguito. In bocca al lupo anche per questa esperienza al Venezia, e speriamo anche in un Cagliari, insomma, che possa salire in classifica, così ne parleremo magari dopo il mercato per vedere eventualmente chi arriverà. Perfetto. Va bene? Vi saluto, grazie mille, Lulu. Grazie. Castedo. Ciao a tutti. Grandissimo. Ciao. Ciao Lulu, ciao. E ringraziamo tanto Lulu Olivera, insomma, grande, è sempre un piacere vedere. Anche, per non aver mollato. È vero. Infatti, assolutamente. Poteva andare molto peggio là. E invece alla fine, sfangata, ce l'abbiamo fatta. Va bene. Fra, ti salutiamo, vai a riposarti, mi raccomando, curati. Esatto, vado a curarmi. Esatto. Che ne ho bisogno. Perfetto. Stasera alle 18:15 sarà la puntata di Cagliari Social Arena. Non vi diciamo ancora chi ci sarà o meno, seguiteci, perché comunque chiaramente andremo a parlare un po' di quello che è successo a Bergamo, di quello che sarà la sfida contro il Pisa, e poi la solita analisi nel dettaglio di alcuni singoli. Quindi vi invito ovviamente a partecipare in massa, commentate, condivideteci. E una cosa importante in chiusura: domani aprirà il mercato di Fanta 131, 2 per chi non è abbonato, 4 cambi per chi è abbonato, quindi l'invito ovviamente di abbonarvi. 0,99 la base, canale Telegram, parliamo di Cagliari, parliamo di tutti gli sport, parliamo di Torres, di tutto, di Fantacalcio, si sta creando una bella community, quindi ovviamente anche un modo per supportare il progetto. Va bene? Grazie mille a tutti, grazie Fra, ragazzi, un abbraccio domani, forse. e buona giornata, forse domani, io ci sarò, speriamo. Ok? Ciao e sigla. La sveglia suona, la redazione in pista, Sardegna in diretta, c'è voglia di notizia, storie di sport, un'isola in piena, storie di vita, a voce alta, alza il volume, fatti sentire, buongiorno 103.
131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno. Buongiorno 131. Alza il volume, fatti sentire la Sardegna voce, è pronta a stupire, un ritmo che batte, che non vuol finire. Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno. Buongiorno 131. 131. Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dinicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com.